Oggi l'Amico del Popolo compie 70 anni, una grande festa con una cerimonia qui al Museo Griffo. Sì, l'8 dicembre del 1955 nella tipografia vescovile nasceva l'Amico del Popolo per volontà del Vescovo Peruzzo e del coeditore Monsignor Fasola. Da allora è una storia continua, ininterrotta. Ad oggi siamo a ben 2818 edizioni con la copia appunto di questa settimana. 70 anni di storia a servizio della Chiesa e del territorio di Agrigento. Il nostro motto appunto è giornale della Chiesa, non di Chiesa e della gente, non tanto un giornale di informazione ecclesiale, ma un giornale ecclesiale di informazione su quelli che sono i problemi, ecco, del nostro territorio. Quindi un giornale che da 70 anni, ogni settimana, racconta il mondo alla Chiesa e la Chiesa al mondo. Cosa è cambiato durante questi anni? È cambiato tantissimo, 70 anni di storia, si passa dalla stampa a caldo a quella a freddo, a quella digitale e all'intelligenza artificiale oggi, tant'è che più che fare un convegno celebrativo come dire, ripiegato su noi stessi, abbiamo voluto offrire appunto in occasione di questa giornata una riflessione sull'intelligenza artificiale che sta ridefinendo le dinamiche sociali, economiche e anche nel campo della comunicazione, con tutto quanto leggiamo appunto nelle cronache, con le fake news, con la disinformazione. Oggi più che mai però noi vogliamo riaffermare il ruolo essenziale del giornalismo, anzi in quest'epoca a mio avviso si sente di più l'esigenza, ecco, del ruolo del giornalista, tant'è che come molto per la campagna pubblicitaria del 2025 abbiamo quasi parafrasato la parola, parlando non di intelligenza artificiale ma di intelligenza redazionale. Il sottotitolo è Gli algoritmi del nostro servizio sono le vostre storie. Per tutta la Chiesa e penso per tutti. Penso alla città, alla provincia di Agrigento, alla diocesi di Agrigento. 70 anni sono un bel compleanno, no? Che ha di un giornale, l'Amico del Popolo, che ha accompagnato questi 70 anni della vita della Chiesa agrigentina e del territorio agrigentino. L'ha accompagnato intercettandone le risorse, le criticità, indicandone le ferite, no? C'è un editoriale importante di Monsignor De Gregorio sulla mafia che dovrebbe essere letto, anzi declamato, visto lo stile con cui è scritto più spesso, perché la mentalità mafiosa continua a serpeggiare. Un giornale che ha accompagnato la crescita della Chiesa agrigentina nel periodo postconciliare, con riflessioni puntuali, merita di aver festeggiato questo compleanno, ed è in questo tempo dove sembra imperare il digitale, lo scrollare le notizie sul piccolo schermo. Ecco, il giornale ci ricorda che se l'informazione, se le notizie si inseguono, fanno un po' che arriva prima sul digitale, l'approfondimento, la riflessione rimane legata al cartaceo. Sì, è cambiato tantissimo, però 60 anni fa la Chiesa si confrontava con un documento dei padri conciliari che era l'Intermirifica. Significa che la Chiesa si adatta agli strumenti del mondo. Al cartaceo in questo momento si affianca il digitale,
Chiaramente finché possibile noi come federazione insistiamo sul cartaceo perché sappiamo benissimo che il cartaceo significa una storia che si può toccare con le mani, che si può sentire. Però ecco, lo spirito immutato è quello di raccontare le storie delle persone alla luce del Vangelo. Sì, è un momento in cui parleremo di intelligenza artificiale e disinformazione e soprattutto proverò a spiegare quali sono i rischi che corriamo quotidianamente e che corrono i giornalisti quando c'è la disintermediazione, cioè quando le persone raggiungono la notizia senza un passaggio da parte dei giornalisti. È un momento importante, è un giornale come l'Amico del Popolo, presente da 70 anni attivamente nel territorio, certamente ha dimostrato che l'intermediazione giornalistica è garanzia per il lettore. Alla stampa locale ancora un valore alla luce di questi nuovi social, fake news, intelligenza artificiale? La stampa locale ha sempre un grande valore. Ricordo un incontro quando ero giovanissimo con Leonardo Sciascia che diceva le grandi battaglie si fanno sui territori e quindi penso che abbia un grande valore. Certo, anche la stampa locale deve entrare in un meccanismo di marketing e di promozione completamente diverso da quello del passato e quindi ci vuole una commistione fortissima tra il web e il cartaceo. Sono innanzitutto felice di partecipare a questa celebrazione perché faccio parte della famiglia dell'Amico del Popolo, avendo sempre collaborato e collaboro tuttora, perché grazie all'Amico del Popolo sono diventato anche giornalista pubblicista. È un settimanale importante, segue i problemi del territorio e soprattutto ho avuto anche l'opportunità di creare una rubrica Il personaggio della settimana. Quindi l'Amico del Popolo per me rappresenta qualcosa di più e di meglio sul piano giornalistico.